Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siamo qui con il primo clip dell'anno 2022 con una modalità completamente da remoto che unisce il Nord con le università di Udine e Milano con l'Università di Palermo. Abbiamo il professor Alessandro Boscati per un'introduzione, a cui cedo subito la parola. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Dalla diretta differita, il 2022 inizia in questo modo. Oggi insieme agli amici e colleghi del Palermo, la professoressa Cinzia De Marco e il professore Alessandro Riccobono, parleremo del bando. Il bando costituisce senza ombra di dubbio un tema molto, molto importante e da noi giuslavoristi forse poco esplorato. Il bando che, così io mi atterrò a alcune indicazioni di massima perché poi lascerò agli amici di definire quelli che sono i contenuti specifici, le varie problematiche, e dicevo il bando che rappresenta l'anello di congiunzione tra quella che è l'acquisizione, la definizione della volontà interna dell'ente, cioè di bandire il posto dopo aver attivato le procedure di mobilità, ma anche il primo scorrimento, di graduatoria ancora prima, processi interni di organizzazione, con la fase esterna in cui si dà evidenza della volontà di coprire quella determinata posizione. E quindi in buona sostanza con il bando che cosa accade? Che viene esternata la volontà dell'amministrazione e nell'esternare quella che è la volontà dell'amministrazione si fissano anche quelle che sono le condizioni di ammissione alla procedura concorsuale, tant'è che il bando, vedremo, viene qualificato come l'ex specialis, con tutte le problematiche che questa qualificazione pone e con tutte le questioni di carattere interpretativo di rilievo. Un bando che ha una doppia anima, perché da un lato sicuramente partecipa del diritto pubblico, partecipa della natura pubblicistica dell'atto amministrativo, secondo alcuni generali, secondo altri no, vedremo anche questo, e della natura privatistica. Il bando che presenta molteplici questioni interpretative per quanto riguarda i contenuti, per quanto riguarda l'interpretazione, nel momento in cui alcuni profili non dovessero risultare così chiari e specifici. E quindi è un tema molte volte poco esplorato, ma un tema credo di fondamentale importanza, e per questo abbiamo deciso di dedicare un'apposita lezione. E in relazione a questa importanza del bando, un'altra notazione così più di fatto che non di diritto, che molte volte per quanto riguarda la redazione del bando non voglio dire che ci sia una certa superficialità, ma forse un po' di fretta sicuramente sì, e tende a prevalere un certo effetto fotocopia, cioè più che individuare quelle che sono le effettive esigenze dell'amministrazione, di definire quelli che sono i requisiti, ovviamente nel rispetto delle norme di legge, per valutare la competenza più utile per svolgere una certa attività, ci si limita a clausole di stile. Ecco, questo è un aspetto su cui forse le amministrazioni dovrebbero un attimo riflettere, una riflessione che per la verità deve partire già dalla fase della programmazione del fabbisogno di personale. Io così semplicemente mi limito a queste notazioni di contorno, ringrazio la professor De Marco e il professore Riccobono, i quali interverranno in senso inverso, cioè prima Alessandro e poi Cinzia, immediatamente cedo la parola al professore Riccobono per la prima relazione. Grazie, prego Alessandro. Bene, ringrazio anche io professore Boscati e la professoressa Zilli per avermi invitato a partecipare a questa iniziativa. Dico subito che lascerò lo spazio per un commento più analitico ai problemi del bando alla professoressa De Marco, mentre concentrerò il mio intervento sulle problematiche di ordine generale del sistema dei concorsi pubblici e su alcune, soprattutto su alcuni aspetti e su alcune criticità del decreto reclutamento, che ha profondamente appunto riformato sia le modalità di accesso all'impiego pubblico sia anche le progressioni di carriera, che sono chiaramente legate anche ai temi dei concorsi, o almeno lo sono state fino a qualche tempo fa.
Parto subito da una considerazione, diciamo, di carattere generale di ambiente, cioè che quando abbiamo deciso di occuparci del bando da una prospettiva giuslavoristica nella sede di Palermo, la sensazione che abbiamo avvertito è stata quella del dubbio di poter commettere una sorta di invasione di campo, e questo perché la disciplina dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e il sistema di reclutamento è sempre rimasta nell'alveo del diritto pubblico e delle regole del diritto amministrativo, che in qualche modo costituiscono le colonne d'Ercole oltre le quali il legislatore della privatizzazione non si è spinto. Questo sul piano del diritto positivo, e lo dico, diciamo, anche a vantaggio degli studenti che ci seguono, è abbastanza noto. Diciamo, l'articolo 63 segna una linea di demarcazione pubblico-privato, stabilendo che le controversie in materia di reclutamento tramite concorsi pubblici sono attribuite al giudice amministrativo, mentre quelle relative alla gestione del rapporto di lavoro, ma che comprendono anche le assunzioni, sono devolute al giudice ordinario. Ed è una linea di demarcazione che è apparentemente chiara, una cesura apparentemente chiara, che secondo la ricostruzione, diciamo, più diffusa, ascrive, diciamo, questa distinzione alla natura delle posizioni giuridiche fatte valere, interessi legittimi nella fase prodromica alla costituzione del rapporto di lavoro, normalmente dal bando alla pubblicazione della graduatoria, diritti soggettivi nella parte successiva, appunto quella che segue la pubblicazione della graduatoria. Il problema fondamentale è che diciamo, questa distinzione, questa dicotomia che è stata introdotta al legislatore della privatizzazione, è una dicotomia che poi spesso si è rilevata problematica, artificiosa, difficile da declinare in modo effettivamente compartimentato, e questo perché fondamentalmente il diritto pubblico e il diritto privato si intrecciano e si sono intrecciati storicamente in modo molto frequente, si sono sovrapposti in modo frequente, e questo ovviamente ha condizionato sia il riparto di giurisdizione, sia l'individuazione delle posizioni giuridiche fatte valere, sia ovviamente anche le tecniche di tutela che possono essere utilizzate. Il motivo è abbastanza semplice, ce l'ha ricordato anche il professore Boscati in sede di introduzione, e cioè che gran parte degli atti su cui si reggono le procedure di reclutamento hanno sostanzialmente una doppia natura. Il bando, che è sicuramente un provvedimento amministrativo e che costituisce la lex specialis, che condiziona poi l'operato della pubblica amministrazione che si è autovincolata a queste regole, e poi anche una offerta al pubblico, secondo l'interpretazione che ne dà la Corte di Cassazione, la quale sostanzialmente costituisce una proposta contrattuale che, se completa, cioè se indica tutti gli elementi del contratto, dà luogo e dà titolo al candidato che abbia vinto il concorso al diritto soggettivo all'assunzione. Stessa cosa vale per la graduatoria, che è chiaramente l'atto terminale amministrativo della procedura che diciamo, segna il momento genetico del rapporto di lavoro, ma è anche l'atto negoziale che individua il futuro candidato vincitore. Ma è così anche nel caso delle progressioni di carriera, perché le progressioni di carriera, intendo le progressioni ovviamente di tipo verticale, non quelle orizzontali, sappiamo tutti che sono state ricondotte in maniera pacifica dalla giurisprudenza costituzionale, ma anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ad una forma, diciamo, speciale di reclutamento, quindi una forma di accesso a un nuovo posto di lavoro, e quindi sono attratte nell'alveo pubblicistico e della giurisdizione amministrativa. Però poi l'effetto in termini di modificazione, vicenda modificativa appunto del rapporto di lavoro, è quello di ricorrere allo schema della novazione oggettiva, anche se evidentemente, diciamo, questo schema poi è diciamo, è utilizzato in maniera non sempre propria. Questo ovviamente ha comportato nel corso del tempo una serie di difficoltà nell'individuare le tipologie degli interessi azionati e l'organo deputato a conoscerli, con soluzioni che ovviamente non sempre univoche e non sono nemmeno sempre coerenti. Faccio, diciamo, solo alcuni esempi, diciamo, paradigmatici. Vincitore di concorso, quindi graduatoria approvata, vincitore di concorso
la giurisprudenza dice c'è il diritto soggettivo all'assunzione che può essere fatto valere davanti al giudice ordinario per ottenere anche una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro. Perfetto, benissimo, solo che è anche possibile che rispetto alla proclamazione del vincitore vi sia una normativa sopravvenuta, vincoli di finanza pubblica o altre, diciamo, limitazioni alle assunzioni, oppure vi sia una scelta di macro-organizzazione della pubblica amministrazione che rende indisponibile il posto e che quindi diciamo, non può più procedere all'assunzione. Allora, evidentemente, un caso del genere è uno di quei casi in cui il diritto soggettivo all'assunzione, diciamo, non nasce, non può nemmeno nascere perché è precluso appunto dall'intervento di altre di altri atti di natura autoritativa che precludono l'assunzione, di dar corso all'assunzione che era programmata sulla base di un piano di fabbisogno, di una programmazione comunque diversa rispetto a quella che poi, diciamo, è sopravvenuta. Eppure lì la giurisdizione rimane pacificamente incardinata davanti al giudice ordinario. Secondo esempio, graduatorie concorsuali approvate. Qui la legge ci dice che l'approvazione della graduatoria appunto segna il momento in cui si passa dal diritto amministrativo al diritto del lavoro, e però, diciamo, se si contesta l'ordine della graduatoria, chiaramente si fanno valere interessi legittimi, quindi giudice amministrativo. Se si chiede l'applicazione della graduatoria, siamo nel campo dei diritti soggettivi e quindi giudice ordinario. La questione poi diventa ancora più complessa e più sfumata se pensiamo alle controversie in materia di scorrimento delle graduatorie, dove qui l'alternativa a diritto soggettivo, interesse legittimo, e quindi poi diritto pubblico, diritto privato e giurisdizione ovviamente secondo lo stesso criterio, varia in base alla pretesa che vuole fare valere il candidato idoneo. Se il candidato idoneo vuole fare valere il diritto all'assunzione come conseguenza della negazione della scelta della pubblica amministrazione di avvalersi di una modalità alternativa allo scorrimento, quindi pubblico concorso anziché scorrimento, qui la giurisprudenza, con una scelta molto discutibile, dice che la giurisdizione è del giudice amministrativo e quindi poi crea un doppio canale all'idoneo per garantirsi la tutela nel caso in cui la indizione del nuovo concorso non sia appunto rispondente alle scelte discrezionalmente ammissibili della pubblica amministrazione. Se invece l'obbligo di scorrere le graduatorie nasce dalla legge oppure consegue ad una scelta della pubblica amministrazione che si è autovincolata a coprire quei posti con il meccanismo dello scorrimento e poi decide di non farla, si deve andare dal giudice ordinario. Quarto esempio, diciamo così, a carrellata generale, scusatemi se taglio i passaggi, nuovamente le progressioni di carriera, dove anche qui l'alternativa giudice ordinario o regime privatistico, giudice amministrativo e regime pubblicistico spesso è influenzata dal modo in cui vengono costruiti i sistemi di classificazione del personale nei comparti delle varie amministrazioni, perché sappiamo spesso che i sistemi di classificazione a volte, diciamo anche nel nuovo modello a fasce larghe, a volte all'interno della stessa area creano dei profili che hanno un rilievo mansionistico superiore, quindi spesso si sovrappone l'idea di una progressione verticale a quella di una progressione orizzontale e ovviamente le due tipologie di procedure sono state sempre gestite con criteri in modo diverso. Ora, questa breve panoramica, se diciamo ovviamente conferma che invece i giuslavoristi hanno tutte le ragioni per interessarsi in modo diretto della disciplina dei concorsi, dall'altro lato probabilmente ci porta a riflettere sull'utilità della scelta di adottare questo sistema dualistico in cui i due regimi per l'accesso e per diciamo, la fase funzionale, ma compresa l'assunzione, debbono essere affidati a modelli isolati e compartimentati. Regime che, essendosi rilevato illusorio già dall'avvento della privatizzazione, aveva in effetti stimolato un ricco dibattito sull'opportunità di mantenere questo regime separato, cercando di dimostrare che ovviamente una cosa è il concorso pubblico, che è ovviamente uno strumento costituzionalmente necessitato e quindi
la richiesta di attenersi a selezioni dal carattere aperto, trasparente, concorrenziale, comparativo, ovviamente è assolutamente necessaria per rispettare i criteri dell'articolo 97, ma anche quello dell'articolo 51, cioè l'accesso ugualitario di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso al pubblico impiego. Però dall'altro lato questa disciplina non deve essere necessariamente, questa materia non deve essere necessariamente gestita, ontologicamente gestita con le regole del diritto amministrativo, perché non fa parte probabilmente del nucleo incomprimibile dell'azione amministrativa. L'articolo 97 di fatto pone un vincolo di scopo, ma non richiede che il mezzo necessario per conseguirlo sia appunto pubblicistico, consentirebbe la gestione tramite il diritto privato. Perché dico questo? Lo dico perché, a mio avviso, diciamo, queste riflessioni, che sono pure molto datate, in realtà oggi sembrano di straordinaria attualità alla luce delle modifiche che sono state apportate al sistema di reclutamento dal decreto 80 del 2021 convertito nella legge 113 del 2021, perché questo provvedimento di fatto ha moltiplicato i canali di accesso al lavoro pubblico con una serie, diciamo, di microsistemi normativi a carattere speciale che si affiancano a quello generale del concorso pubblico e che evidentemente creano il problema e amplificano il problema della sovrapposizione tra segmenti affidati alla regolamentazione privatistica, quindi paritetica con gestione attraverso poteri e capacità del datore di lavoro privato, e segmenti che invece rimangono affidati all'agere autoritativo della pubblica amministrazione con provvedimenti ovviamente ascritti al diritto amministrativo. Anche qui consentitemi soltanto di fare due esempi, poi ci tornerò in maniera più diffusa nella parte successiva del mio intervento. Il decreto reclutamento, per esempio, tra le altre cose, istituisce gli elenchi idoneativi. Gli elenchi idoneativi ovviamente sono degli elenchi sui quali, almeno secondo la giurisprudenza prevalente, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, perché si tratta appunto di mere idoneità che non configurano un diritto all'assunzione e quindi materialmente sono gestiti sotto l'egida delle categorie del diritto privato. Nella specie, diciamo, la cosa più interessante è il meccanismo previsto dall'articolo 3 bis del decreto reclutamento, che prevede delle selezioni uniche a livello degli enti locali che possono accordarsi per fare appunto delle selezioni aggregate per creare degli elenchi degli idonei dai quali poi attingono ovviamente a seconda del fabbisogno previo interpello. Allora, se l'interpello, diciamo, che viene fatto dall'ente locale risponde un solo candidato, evidentemente questa assunzione si potrà perfezionare senza necessità di espletare procedure concorsuali o a carattere comparativo. Se invece l'interpello rispondono più persone, si dovrà attivare una procedura comparativa semplificata, ma che comunque si conclude con l'ordine con la pubblicazione di una graduatoria. Qual è il paradosso? Il paradosso è che evidentemente la stessa procedura può avere una natura pubblicistica o una natura diciamo privatistica a seconda del numero di candidati che partecipano, e questo evidentemente potrebbe creare conflitti, incertezze applicative, conflitti appunto di giurisdizione. Secondo esempio, quello delle progressioni verticali, che sono un po' un tema, uno dei temi centrali del decreto reclutamento. Il decreto reclutamento, lo dirò poi alla fine se ho diciamo, tempo a sufficienza, ritorna al passato perché sottrae di fatto la gestione delle progressioni verticali al meccanismo concorsuale e le riporta nell'ambito di una gestione che è probabilmente privatistica, perché consente una riserva agli interni, fermo restando diciamo un contingente riservato invece alle procedure dall'esterno, ma comunque crea un canale evidentemente dedicato all'avanzamento di carriera di chi è già all'interno della pubblica amministrazione. Mi pare evidente che questa diciamo, riscrittura della disciplina delle progressioni verticali avrà un impatto notevole e significativo anche sulla giurisprudenza, che finora, avendo utilizzato il criterio del concorso pubblico parificando le progressioni verticali al nuovo accesso al lavoro, ha detto che la giurisprudenza amministrativa era competente su questa materia.
Oggi non possiamo più dire probabilmente che sarà così, e quindi anche qui ci sono una serie notevole di incertezze. Quindi a mio avviso probabilmente dopo l'emergenza sarebbe opportuno che si ritornasse anche a discutere delle scelte di fondo della privatizzazione, a partire appunto da quella relativa al paradigma giuridico che è stato utilizzato finora per gestire le procedure di reclutamento, distinguendole invece dalla fase gestionale. Io penso che probabilmente l'unificazione e il completamento della privatizzazione anche in questo senso potrebbe giovare alla semplificazione, alla stabilità, alla coerenza del sistema, anche perché c'è tantissima ormai giurisprudenza ed esperienza che ci mostra come i poteri del giudice ordinario possono tranquillamente assicurare le stesse forme di tutela che il giudice amministrativo può assicurare ai candidati di un concorso pubblico, e questo è dimostrato probabilmente anche dalle scelte che sono state compiute in materia di società partecipate, dove il contesto è imprenditoriale ma è permeato dai vincoli di cui all'articolo 97 che operano come norma interposta, eppure lì il legislatore si è orientato nella direzione di imporre meccanismi di reclutamento che sono mimetici delle regole e dei principi previsti dall'articolo 35 del decreto sul pubblico impiego, eppure sono meccanismi privatistici affidati alla giurisdizione del giudice ordinario. Quindi questa per me è una valutazione un po' di contesto e di base per l'introduzione del nostro tema. In seconda battuta, mi volevo concentrare poi sui problemi generali dei concorsi pubblici, e quindi sulle soluzioni che il decreto reclutamento, ma anche un po' la produzione emergenziale di questi ultimi tempi hanno cercato di fronteggiare. Questo perché tutti sappiamo che ormai da diversi anni il metodo concorsuale, il sistema dei concorsi pubblici è oggetto di forti critiche perché ha evidenziato diverse fragilità. Mi limito anche qui a mettere in evidenza 3 profili di criticità che sono tra l'altro emersi anche nell'introduzione del professore Boscati. Primo punto, problema fondamentale della difficoltà di allineare la programmazione dei fabbisogni con le reali competenze professionali ed esigenze organizzative di cui l'amministrazione ha bisogno. Le posizioni vengono normalmente bandite con una logica sostitutiva, e appunto l'immagine divertente è quella delle amministrazioni che prendono il bando di concorso utilizzato per l'assunzione di una persona che è andata in pensione e che lo utilizzano per fare, dopo 30 anni ovviamente, l'assunzione della persona che la dovrà sostituire. Quindi questo è un primo problema. Secondo problema è quello della capacità o meno dei meccanismi operativi, quindi dei criteri operativi e dei modelli del concorso nel selezionare le risorse migliori, non intese ovviamente come quelle che hanno soltanto delle conoscenze e del sapere di stampo generalista e teorico, che ovviamente costituiscono la gran parte delle risorse umane del nostro pubblico impiego, ma ovviamente nell'attuare il passaggio dalle conoscenze alle competenze, quindi sviluppare un sistema di reclutamento che guardi anche alla possibilità di selezionare risorse umane in possesso di competenze tecniche, abilità relazionali, soft skill, comunque capacità anche di saper fare, oltre che ovviamente di conoscere in linea generale. Quindi anche questo è ovviamente un problema da affrontare. Terzo problema è quello della tensione tra l'esigenza di reclutare dall'esterno per favorire il ricambio generale nella pubblica amministrazione. Questo è un dato di fatto legato al problema dell'invecchiamento progressivo dei dipendenti pubblici che hanno un'età media superiore a quella di tutti i paesi, tutte le pubbliche amministrazioni dei paesi OCSE, e dall'altro lato appunto quella di trovare dei meccanismi compensativi che cerchino di valorizzare il merito e le aspettative di carriera del personale interno, anche per via del fatto che negli ultimi anni, complice le politiche di contenimento della spesa pubblica, le progressioni di carriera sono state assolutamente rarefatte. Ora,
il decreto reclutamento di fatto interviene, diciamo, su tutti questi punti, quindi alcune considerazioni spot su ognuno di questi. Punto numero 1, la questione del raccordo tra programmazione e strumenti di determinazione della provvista del personale ed esigenze di tracciare l'identikit delle persone che materialmente sono più funzionali e professionalmente adeguate alla pubblica amministrazione, affinché appunto non venga perpetuata la logica sostitutiva. Questo è un tema di lungo corso. Il decreto reclutamento di fatto agisce su questo punto attraverso l'introduzione del PIAO, cioè il piano integrato delle attività e delle organizzazioni. È una modifica molto interessante perché questo piano, da redigere su base triennale ma da aggiornare annualmente per le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, dovrebbe accorpare tutti i documenti programmatori che le pubbliche amministrazioni hanno finora redatto specialmente e sopra e frequentemente attraverso uffici diversi. Si deve accorpare il piano, il piano sulla pianificazione del personale, il piano triennale dei fabbisogni, il piano delle performance, il piano sul lavoro agile, il piano della formazione, il piano anticorruzione, quello sulle azioni positive, eccetera. Quindi l'innovazione è sicuramente positiva perché cerca di racchiudere in un unico strumento che abbia una visione organica e sistematica tutte le attività diciamo, di stampo che hanno un'incidenza sul piano organizzativo, e questo in qualche modo dovrebbe legare soprattutto il dato della programmazione dei fabbisogni anche con quello delle performance, in maniera tale da capire se sia rispettato il nesso tra reclutamento e risultati raggiunti dalle persone che sono state reclutate. Questa misura, ripeto, molto positiva, di fatto diciamo, prosegue un iter che era già stato avviato dalla riforma Madia e poi successivamente anche dalla legge Bongiorno, perché mi limito a ricordare che anche la riforma Madia aveva previsto il tracciamento delle competenze, aveva modificato l'articolo 35 del testo unico sul pubblico impiego, consentendo l'adozione di direttive sul reclutamento che hanno in qualche modo valorizzato la ricerca delle professionalità e il censimento delle professionalità di cui le amministrazioni hanno bisogno, e sulla stessa linea si è mossa la successiva legge concretezza. C'è però un nodo fondamentale che secondo me è il più importante, che è quello sempre introdotto dalla riforma Madia del superamento della dotazione organica. Il superamento della dotazione organica, diciamo, tutti sappiamo, è stato in qualche modo realizzato dall'articolo 6, riformato dal decreto 75 del 2017, la modifica dell'articolo 6 del TUPI, con il passaggio appunto al modello della pianificazione triennale dei fabbisogni, che deve avvenire non più sulla base dei vincoli posti dalla dotazione organica, ma sulla base di un vincolo di tipo budgetario, cioè la spesa del personale ammissibile, che peraltro ora ovviamente con il turnover al 100% è molto più elevata. Quindi sotto questo punto di vista l'innovazione c'è stata, è stata significativa e importante. Dov'è il problema? A mio avviso il problema sta nel fatto che la riforma però qui si è fermata a metà del guado, perché i criteri direttivi previsti dalla legge Madia legavano il progressivo superamento della dotazione organica non solo alla fase, diciamo, genetica e quindi della programmazione dei fabbisogni, ma anche alla fase funzionale, perché doveva essere, diciamo, utile il progressivo superamento della dotazione organica anche per la gestione delle politiche allocative tramite lo strumento della mobilità. Su questo punto però mi pare che siamo ancora molto indietro, perché lo strumento e il modello dotazionale sono ancora fermamente e rigidamente presenti in molte disposizioni del testo unico, ed è la stessa disciplina della mobilità che conferma come qui il legislatore non si sia spinto molto avanti. Il decreto reclutamento modifica la disciplina della mobilità per l'ennesima volta e lo fa con l'interesse ovviamente a fluidificare i processi di spostamento dei dipendenti tra le varie amministrazioni. Lo fa sostanzialmente attraverso l'eliminazione generalizzata o quasi del requisito del nulla osta, con un'eccezione.
più di una in realtà, ma comunque con un'eccezione fondamentale, che è quella legata al fatto che il nulla osta torna ad essere necessario nel momento in cui si dovesse verificare uno scompenso di organico superiore ad una determinata percentuale nell'amministrazione di provenienza dalla quale l'interessato al trasferimento verso un'altra amministrazione si intenda spostare. E fino a qua nessun problema, è tutto logico. Il problema fondamentale nasce dal fatto che il calcolo di queste percentuali, che fanno riespandere l'obbligo di dare il nulla osta, viene calcolato sulla dotazione organica, quindi di fatto per espressa previsione normativa. Quindi di fatto, laddove il decreto 80 dice che questi calcoli vanno effettuati sulla dotazione organica, dimostra ancora una volta che la gestione degli organici continua a essere rigida e ancorata a una visione di fatto preconfezionata e non legata ai limiti di spesa sostenibile per il personale che ciascuna amministrazione di cui ciascuna amministrazione potrebbe disporre e sulla base della quale potrebbero appunto essere poi attribuiti o meno in nulla osta per il passaggio del personale, legando ovviamente alle esigenze concrete di dimensionamento dei determinati uffici la possibilità di concedere o meno gli spostamenti. Quindi c'è una logica che ancora da questo punto di vista intreccia il momento privatistico con il momento pubblicistico e che allontana chiaramente il pubblico in pieno dalla gestione delle politiche allocative, che invece si registra in maniera molto più libera nell'impiego privato. Altro punto, le modalità dei concorsi. Il decreto del reclutamento, anche in questo caso, interviene sulle modalità di svolgimento dei concorsi all'insegna delle parole chiave che ormai quasi tutti abbiamo imparato a conoscere, cioè la semplificazione delle procedure, la semplificazione del quadro normativo, la concentrazione delle procedure, la digitalizzazione delle procedure, eccetera, eccetera. Anche questi, ripeto, non sono obiettivi nuovi. Le modifiche del decreto 80 su questo punto direi che non sono assolutamente palingenetiche, sono avanzamenti progressivi e micro discontinui rispetto a modifiche che il legislatore aveva già compiuto nel corso degli anni, ripeto, a partire dalla legge Madia in poi. Quali sono queste tendenze? La prima, quella a consolidare il ricorso al metodo del concorso unico, e centralizzato per funzioni omogenee, ovviamente da legare oggi alle nuove famiglie professionali che saranno istituite dai nuovi contratti collettivi rinnovati. Le linee guida ministeriali sul reclutamento, che appunto puntano sul passaggio dalle conoscenze alle competenze, sulla capacità, oltre che ovviamente di conoscere in modo nozionistico le materie oggetto del bando, accertino anche le capacità di problem solving dei lavoratori, e poi l'uso ovviamente delle tecnologie digitali che soprattutto durante la pandemia hanno dato una fortissima accelerazione alla possibilità appunto di svolgere le prove concorsuali in maniera da remoto, a distanza, ferme restando ovviamente le garanzie di anonimato e pubblicità, insomma, eccetera, eccetera. Anche qui però ci sono ovviamente una serie di problemi cui accennava il professore Boscati all'inizio della sua presentazione, cioè il decreto reclutamento, ma anche le norme che il decreto reclutamento usa come paradigma di riferimento, che sono quelle contenute nel decreto 44 del 2021, che aveva già semplificato e ulteriormente concentrato il quadro normativo in materia di concorsi. Le modifiche del decreto reclutamento vanno nel senso di accorciare i tempi dei concorsi, seguendo l'idea per cui il concorso più performante è quello che si svolge nel meno tempo possibile o che si chiude nel più breve tempo possibile, per favorire l'ingresso più rapido nella pubblica amministrazione dei soggetti di cui ha bisogno. E quindi si prevede, per esempio in materia di assunzioni con contratto a tempo determinato, sia legate al PNR sia anche a regime, che le prove concorsuali, le selezioni concorsuali possono basarsi su una sola prova scritta, senza orale, senza prova tecnica, soltanto una prova scritta. Questo sicuramente è un buon metodo
se si guarda all'obiettivo della contrazione dei tempi di svolgimento dei concorsi, ma è evidentemente una strategia che non garantisce necessariamente la qualità dei processi selettivi. Dall'altro lato, diciamo, secondo me l'altro aspetto critico è legato all'esigenza di semplificazione non tanto delle modalità di svolgimento dei concorsi, quanto del quadro normativo esistente, perché diciamo, materia dei concorsi ci sono almeno 3 o 4 regolamenti, a partire ovviamente dal regolamento Principe 487 del 1994. Allora, su questo punto, una cosa interessante è che il decreto Cura Italia, quindi primo e più simbolico provvedimento del governo dell'emergenza, peraltro adottato in un momento in cui erano sospese le procedure concorsuali, aveva previsto di aggiornare e sostituire tutti i regolamenti in atto vigenti con un nuovo, ovviamente, regolamento unitario, organico, adeguato ovviamente al nuovo spirito dei tempi, alle possibilità di sfruttare le tecniche della transizione digitale e via discorrendo. Questo intento però è poi stato abbandonato, nel senso che con un ultimo decreto di settembre del 2021 questa previsione è stata cancellata e quindi ci ritroviamo di fronte ad un sistema che, attraverso le regole del decreto reclutamento, prevedono la convivenza tra i vari decreti, diciamo, i vari regolamenti, i vari DPR che regolano le modalità di svolgimento dei concorsi per il personale, per la dirigenza, per la formazione e l'accesso alla scuola della pubblica amministrazione, i quali possono però essere derogati dalle pubbliche amministrazioni utilizzando il modello semplificato di cui appunto al DL 44 del 2021, che però è compatibile in alcune parti con le regole generali. Quindi immagino ovviamente che la pulizia del quadro normativo non è assolutamente compiuta, che ci sarà un intreccio tra fonti di diverso livello, regolamentari, legislative e anche circolari applicative e linee guida che ormai, diciamo, sono sempre più numerose, e questo ovviamente non faciliterà il lavoro dell'ufficio dei concorsi, degli uffici concorsi, e creerà notevoli incertezze applicative. L'altro aspetto è quello che, diciamo, la contropartita della riduzione del numero delle prove scritte nei concorsi, o delle prove, diciamo, di esame non necessariamente scritte nei concorsi, è un aumento ovviamente del peso dei titoli e delle esperienze professionali. E qui il decreto reclutamento fondamentalmente agisce in più direzioni, perché da una parte arricchisce l'articolo 35 del testo unico, dove era già prevista la possibilità di richiedere il titolo di dottorato di ricerca come requisito di accesso per particolari categorie professionali. Ora viene aggiunto anche il master di secondo livello, con la criticità legata al fatto che ovviamente una cosa è il master di secondo livello, una cosa è un dottorato di ricerca al quale si accede tramite procedure concorsuali aperte, che invece di norma non sono previste ovviamente nel caso dei master. Dall'altro lato però la vicenda ovviamente poi più simbolica, che ha, diciamo, portato a criticare il sistema di un utilizzo, diciamo, troppo allegro dei titoli e delle esperienze professionali, è quella del concorso Sud per la gestione, diciamo, dei fondi di coesione nelle regioni del Mezzogiorno. Perché in questo caso la normativa dell'emergenza prevedeva la possibilità di utilizzare generici titoli, quindi non titoli di studio, ma generici titoli ed esperienze professionali come requisito di preselezione che nell'ambito di questo concorso avrebbero potuto essere utilizzati per scremare in partenza il numero dei candidati che poi avrebbero potuto accedere alle prove di esame vere e proprie. Ovviamente il timore che si è scatenato è che attraverso questa fase preselettiva basata su titoli non meglio precisati ed esperienze non meglio precisate sarebbero stati tagliati fuori i giovani, neolaureati o comunque che non avrebbero potuto spendere delle esperienze di lungo corso, con il risultato ovviamente di creare una normativa di dubbia legittimità costituzionale e soprattutto di frustrare l'obiettivo di ricambio generazionale di cui invece si è molto
discusso. E allora qui il decreto reclutamento, dopo il flop di questo maxi concorso al quale hanno partecipato pochissime persone, anche perché i trattamenti economici previsti erano molto più bassi di quelli che a posizioni corrispondenti sarebbero state corrisposte nell'impiego privato, dicevo, il decreto reclutamento corre ai ripari e modifica la disciplina, prevedendo che in questo caso titoli ed esperienze professionali possono essere utilizzate solo per il punteggio finale, tra l'altro possono arrivare soltanto a 1/3, ma questa è una regola del punteggio finale complessivo, ma questa è una regola consolidata, e soprattutto introduce un secondo periodo importante, per cui le amministrazioni nei bandi di concorso possono concedere una premialità aggiuntiva, quindi un raddoppio in questo caso di punteggio, in favore di coloro che abbiano conseguito il titolo necessario per l'accesso dall'esterno non oltre 4 anni prima dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di concorso. Quindi praticamente qui, diciamo, dopo anche le ammissioni dei vertici politici sull'insuccesso di questa iniziativa, il sistema è stato completamente cambiato, perché evidentemente se adesso si vuole premiare con un punteggio doppio chi ha conseguito da poco un titolo di studio, il risultato dovrebbe appunto essere quello di premiare soprattutto i più giovani. Vado chiudendo e vorrei appunto concentrare le mie ultime osservazioni sulla revisione della disciplina delle progressioni verticali. Non mi occupo di quelle orizzontali, ma mi occupo di quelle verticali, perché appunto qui mi sembra che si raggiunge il punto massimo in cui il tentativo di ridimensionamento e di regressione del principio del pubblico concorso come strumento di accesso basato sul merit system raggiunga evidentemente dei punti di tensione particolarmente elevati. E allora qui l'articolo 3 del decreto reclutamento agisce in due direzioni. In primo luogo, come dicevo, ritorna al passato, perché le progressioni di carriera a questo punto non sono più soggette, come nella versione dell'articolo 52 successiva alla riforma Brunetta, non sono più soggette alla regola del pubblico concorso, ferma restando la possibilità di riservare fino al 50% dei posti agli interni, meccanismo appunto che veniva fuori anche dalla giurisprudenza costituzionale, ma si prevede un meccanismo che ha una logica esattamente ribaltata, cioè si dice che le amministrazioni devono riservare almeno il 50% dei posti disponibili sull'area all'accesso dall'esterno, ma allo stesso tempo possono organizzare delle procedure riservate interamente al personale interno, che abbiano un carattere comparativo e che evidentemente valorizzino una serie di elementi e di competenze acquisite sul campo, quali titoli di studio, competenze professionali o altri titoli, che la norma dice devono essere superiori a quelle previste per l'accesso all'esterno. Naturalmente questa modifica legislativa riporta alla mente lo scenario che dei percorsi di valorizzazione del personale che si erano diffusi sotto la spinta sindacale durante la seconda fase della privatizzazione, che avevano portato ai noti scivolamenti di massa verso l'alto, perché sulla base di una gestione negoziata e cogestiva delle procedure verticali, di progressione verticale, si era finito per creare soprattutto un meccanismo di valorizzazione e di promozione dell'anzianità di servizio in luogo ovviamente del merito e delle competenze professionali. Bisogna dire che questo meccanismo introdotto dal decreto reclutamento non è del tutto nuovo, perché già la riforma Madia in via transitoria aveva introdotto un meccanismo più o meno simile, che temperava e si affiancava alla regola dell'accesso all'area superiore tramite concorso pubblico, con una disciplina transitoria che prevedeva appunto procedure riservate al personale interno, ma con una serie di accorgimenti che lo rendevano in qualche modo ragionevole, cioè oltre al fatto di essere procedure di tipo temporanee,
i posti disponibili non potevano essere più del 30%, l'attivazione di queste procedure con appunto la percentuale impiegata avrebbe decurtato in pari misura la percentuale di riserva agli interni nei concorsi pubblici. Erano procedure che appunto consumavano le facoltà assunzionali e soprattutto erano procedure che richiedevano il titolo di studio per l'accesso all'esterno come requisito inderogabile, tant'è che il Consiglio di Stato, intervenuto proprio su questa disciplina, ha recentemente precisato, nel caso di alcune lavoratrici che svolgevano mansioni superiori, che quindi dicevano di voler partecipare alle procedure perché avevano acquisito di fatto quella posizione pur senza avere il titolo di studio, il Consiglio di Stato dice no, perché comunque il requisito dell'accesso tramite il titolo di studio non è surrogabile con l'esperienza, nemmeno se diciamo vi sia stata una situazione di fatto di esercizio delle mansioni superiori. Quindi la nuova disciplina delle progressioni professionali sotto questo punto di vista, diciamo, presenta alcuni profili che, diciamo, potrebbero far sospettare di diciamo, non legittimità costituzionale, anche perché come tutti sappiamo la Corte Costituzionale nel momento in cui ha equiparato la progressione verticale ad un nuovo accesso ad un posto di lavoro con funzioni superiori, ha anche detto che ovviamente in quanto assoggettato alla regola del concorso pubblico questo meccanismo non può subire delle deroghe che comportino per esempio la restrizione al numero dei partecipanti e quindi la fissazione o la riserva integrale dei posti agli interni, né tantomeno possono ovviamente essere gestite con una finalità di semplice soddisfazione delle istanze di chi abbia o voglia acquisire una posizione migliorativa all'interno del pubblico impiego. Tant'è vero che proprio un'ultimissima sentenza della Corte Costituzionale di settembre, nel caso di una legge regionale che prevedeva la possibilità di alcuni dipendenti di un ente strumentale della regione di passare nei ruoli regionali, diciamo col superamento di una selezioncina basata su anzianità di servizio e titoli, ha detto assolutamente non è possibile questa diciamo, modalità, è una modalità illegittima perché chiaramente manca la selezione di tipo comparativo e la garanzia dell'accesso in condizioni paritetiche a tutti quanti e ovviamente la selezione, ancorché svolta, è una selezione basata semplicemente sull'anzianità acquisita nella società e su piccoli titoli professionali che non danno garanzia circa la vera e propria competenza professionale dei dipendenti. Quindi la deroga al concorso pubblico si può fare, ma è una deroga ovviamente interpretata in chiave molto restrittiva e a condizioni rigide che appunto sono tracciate in una giurisprudenza costituzionale abbastanza cospicua. Ora, le norme ovviamente del decreto reclutamento vanno lette in questa cornice e quindi i dubbi di compatibilità costituzionale possono essere in qualche misura, a mio avviso, diciamo, ridimensionati perché la procedura delineata dal nuovo articolo 52 ha diciamo, dei contrappesi rispetto all'introduzione di una riserva in favore degli interni. Questi contrappesi sono ovviamente il fatto che comunque c'è una garanzia di adeguato accesso dall'esterno che è fissata nella misura del 50% e in più che comunque la procedura per espressa qualificazione di legge deve avere tra gli interni carattere comparativo e soprattutto si deve basare su titoli o diciamo competenze professionali superiori, dice la legge, rispetto a quelli necessari per l'accesso dall'esterno. È vero che sul concetto di competenze professionali ovviamente c'è grande ambiguità, però l'interpretazione più ragionevole, se devono essere superiori a quelle previste per l'accesso all'esterno, a me sembra quella che appunto diciamo, consenta di valutare soltanto titoli che presuppongano comunque il possesso del titolo di base previsto per l'accesso all'esterno dalla contrattazione collettiva e mi sembra che anche il Dipartimento della Funzione Pubblica in una circolare che ha emesso a proposito di questo nuovo meccanismo si sia mosso in questo termine. Chiudo con l'ultima osservazione, cioè accanto a questo meccanismo delle progressioni verticali a regime, ce n'è un altro che, sempre nella modifica dell'articolo 52, passa attraverso la riscrittura
del sistema di classificazione del personale da parte dei contratti collettivi. Cioè, che cosa dice il decreto reclutamento che modifica l'articolo 52? Dice che sostanzialmente i contratti collettivi, quindi c'è una delega alla contrattazione a intervenire su questa materia, possono diciamo, adottare in sede di revisione dei sistemi di classificazione del personale delle tabelle di equiparazione che consentono ovviamente di far trasmigrare il personale inquadrato nelle vecchie categorie o aree nelle nuove categorie di appunto nuova istituzione, sempre valorizzando titoli e competenze professionali, ma in questo caso in deroga al possesso del titolo di studio. Questo evidentemente è un meccanismo che è molto più sospetto di illegittimità costituzionale, perché la deroga al titolo di studio è il riferimento ovviamente ad un reinquadramento automatico e generalizzato gestito su base negoziale, potrebbe effettivamente dare la stura a delle promozioni di massa, anche in questo caso diciamo attuate sulla base di un criterio non meritocratico ma legato meramente all'anzianità di servizio. Allora cosa succede diciamo, per probabilmente schivare questo problema della, a mio avviso, palese illegittimità costituzionale del meccanismo e per contenerne gli effetti? Succede che il nuovo contratto collettivo, o meglio l'ipotesi di accordo che è stata sottoscritta qualche giorno fa sul contratto delle funzioni centrali, ha attuato la delega dell'articolo 52, quindi la nuova classificazione, la trasposizione, il reinquadramento del personale, lo attua in un modo molto surrettizio, cioè in una prima battuta adotta una prima tabella di equiparazione che sostanzialmente corrisponde esattamente a, cioè, crea una corrispondenza sostanzialmente univoca e perfetta tra le vecchie aree, quindi prima, seconda, terza area, e le nuove aree di nuova istituzione, assistenti, operatori e funzionari. Resta vuota la quarta area, nuova appena istituita, delle elevate professionalità, sulla quale diciamo non potevano intervenire anche perché la legge non lo consentiva. Quindi qui, in questa prima tabella di trasposizione, si prevede che il personale verrà, non appena entrerà in vigore la parte del contratto collettivo dedicata alla riclassificazione del personale, si prevede appunto che ci sarà un cambio, diciamo un transito automatico in base a questa tabella, che però non crea problemi né di titoli di studio né tantomeno di riclassamento, diciamo, in termini di sovrainquadramento del personale, perché appunto c'è piena corrispondenza tra la prima, seconda e la terza tabella, la prima, seconda e terza, scusatemi, area, e la prima, seconda e terza area nuova del contratto collettivo. Che cosa fa però il contratto collettivo, diciamo, in aggiunta? In aggiunta il contratto collettivo prevede un ulteriore meccanismo che, diciamo, viene descritto come un meccanismo che applica il nuovo articolo 52, quindi la delega conferita dal legislatore, ma che di fatto, se lo leggiamo bene, sfrutta surrettiziamente il modello di trasposizione, di reinquadramento dei lavoratori attraverso il nuovo sistema di classificazione del personale per intervenire in modo penetrante e diretto sul sistema delle progressioni verticali. Sistema delle progressioni verticali che, diciamo, mi limito semplicemente a ricordare, non era materia di contrattazione fino a che ovviamente la Corte Costituzionale predicava o ha predicato la equiparazione tra la progressione di carriera e il concorso pubblico, ma che in questo momento, diciamo, lascia il dubbio, perché appunto sembra che la materia possa tranquillamente ritornare nella competenza della contrattazione collettiva e della gestione, diciamo, o quantomeno della gestione privatistica. Che cosa dice questo meccanismo? Dice che per il triennio diciamo che va fino al 31 dicembre del 2024, le amministrazioni potranno gestire il reinquadramento dei lavoratori pubblici attraverso delle apposite procedure di carriera di progressione verticale, che hanno carattere selettivo e quindi non comparativo, e che si dovranno basare di fatto
su una serie di parametri che tengono conto dell'anzianità professionale, dei titoli e delle esperienze acquisite sul posto di lavoro. E peraltro, diciamo, è anche previsto che poi ciascuna delle amministrazioni interessate, in base alle loro famiglie professionali che verranno create appunto in seno alla revisione dell'ordinamento professionale, potranno individuare i criteri attraverso cui concretamente si dovranno svolgere queste selezioni, attribuendogli dei pesi percentuali. Questi pesi percentuali li definisce sempre il contratto collettivo nazionale di comparto e sono 25% o non inferiori al 25% ciascuno per la parte dei titoli, per la parte delle competenze professionali e per la parte dei titoli invece di studio. Che cosa dice la tabella, la seconda tabella di contrattazione del contratto collettivo? Dice che effettivamente queste procedure potranno essere gestite in questo modo, però non deroga al titolo di studio, cioè dice fondamentalmente che si può accoppiare il titolo di studio di base con una determinata anzianità di servizio, oppure se si possiede un titolo superiore rispetto a quello di accesso all'esterno, l'anzianità necessaria per partecipare alla procedura selettiva scende e quindi questo in qualche modo compensa la fragilità del meccanismo della deroga invece ipotizzato da parte del legislatore e di fatto risponde all'idea e alle pressioni sindacali che durante tutte le trattative sul rinnovo del contratto collettivo hanno spinto per svuotare le aree più basse e portare il personale che già opera di fatto per esigenze organizzative nelle mansioni superiori nelle aree più alte. Dov'è però, diciamo, l'elemento di criticità, a mio avviso? L'elemento di criticità sta nel fatto che questi punteggi, per come possono essere ponderati secondo il contratto collettivo, prevedono, come vi dicevo, il 25% per ciascuno dei tre parametri indicati, quindi titoli professionalità e titoli di studio, titoli anzianità di servizio, scusatemi, e titoli di studio. Il che significa che nel prossimo triennio all'anzianità di servizio, in questo tipo di particolari procedure disciplinate dalla contrattazione collettiva, potrà essere dato un peso pari almeno, o meno, massimo, non almeno, pari a un peso massimo del 50%. 25 e 25% potrebbero essere evidentemente il peso da attribuire agli altri due parametri, fermo restando che ovviamente in questo caso, non essendoci una definizione, competenze professionali e titoli generali potrebbero ovviamente fare rientrare di tutto. Quindi l'impressione è che ci sia stato un tentativo di correggere la norma nella consapevolezza che l'articolo 52, nuova versione, potrebbe creare sotto il profilo del rinquadramento di matrice contrattual collettiva un problema di legittimità costituzionale. Questi correttivi in qualche modo forse, diciamo, limitano il dubbio, però limitano i dubbi. Però è chiaro che le selezioni che saranno fatte sulla base di questi criteri saranno presumibilmente molto blande e probabilmente a ribasso, valutando molto, con molto peso l'anzianità di servizio, e quindi il dubbio che le procedure concorsuali le procedure selettive di questo tipo selezionino e valorizzino le professionalità migliori rimane sempre forte e probabilmente sarebbero anche indirizzate verso strumenti, diciamo, generalizzati di avanzamento. Chiudo. Il ministro Brunetta in un articolo recentissimamente pubblicato sull'Huffington Post ha detto all'amministrazione italiana manca ormai un miglio per completare il processo di rivoluzione. L'abbiamo sentito tantissime volte, però è anche vero che per la prima volta la necessità di rialzarci dopo probabilmente la crisi più grande del XXI secolo ha creato le condizioni ambientali, strumentali ed economiche per poter veramente compiere quest'ultimo passo. Bisogna soltanto sperare ovviamente che non si tratti di semplice retorica e che si proceda veramente con serietà in questa direzione. Vi ringrazio e passo la parola di nuovo al professor Boscati. Grazie, sono io che ringrazio il professor Riccobono per la sua relazione che ha toccato tantissimi aspetti su cui poi magari in chiusura mi riservo di tornare, ma sicuramente è emerso quello che è l'aspetto importante, cioè questa continua tensione tra diritto pubblico e diritto privato e la demarcazione delle linee di confine.
che è emerso dall'inizio della relazione, e poi alla fine, che quando ha parlato delle progressioni di carriera, di cui lui, insomma, ha dato una benevola benedizione. Io, insomma, dirò qualche cosa, sarò tendenzialmente un po' più critico, ma insomma veramente ha toccato tutti quelli che sono gli aspetti più importanti, gli aspetti importanti in una logica evolutiva e una logica anche che non ha mai perso di vista quello che era l'oggetto dell'incontro di oggi, cioè il tema bando, perché ovviamente tutte queste cose che ha detto si collegano a questo profilo. Io mi taccio, cedo immediatamente la parola alla professoressa De Marco per trattare, come Alessandro Ricobono ci ha anticipato nel dettaglio, quelle che sono le questioni relative al bando. Prego Cinzia, grazie. Intanto io ringrazio anch'io dell'invito agli organizzatori di questa interessantissima iniziativa. E il tema che mi è stato affidato è un tema, come è stato detto in apertura, che diciamo, è tradizionalmente attratto al diritto amministrativo. Tuttavia, sicuramente presenta, diciamo, notevoli spunti di contatto anche con il diritto del lavoro. Comincio subito con la definizione. Il bando rappresenta il primo atto della procedura concorsuale con il quale l'amministrazione pubblica manifesta all'esterno la propria volontà di procedere all'assunzione di personale, rendendo così pubblica la determinazione, fino a quel momento soltanto interna, rivolta alla copertura di un determinato posto in organico. Rappresenta quindi il collegamento tra la fase meramente interna di indizione della procedura concorsuale e la fase selettiva nel suo concreto svolgimento. Esso è un atto generale, ma non è astratto, in quanto non detta regole valevoli per tutti i concorsi, né innova stabilmente l'ordinamento con una serie di precetti idonei ad essere applicati ad una serie indefinita di rapporti, ma detta regole specifiche per un caso particolare destinate ad una platea di destinatari determinabili soltanto a posteriori. Per quanto riguarda la sua natura giuridica, così come è stato affermato dalle sezioni unite della Cassazione, questa è duplice ed infatti ha natura giuridica di provvedimento amministrativo nella parte in cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica del quale regola il successivo svolgimento, ma anche di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta un'offerta al pubblico ex articolo 1336 del Codice Civile, in quanto contiene tutti gli elementi del contratto che poi andrà a stipularsi tra amministrazione pubblica e vincitore del concorso. Possiamo quindi già dire che il superamento del concorso pubblico consolida nel patrimonio del vincitore una situazione giuridica di diritto soggettivo, con la conseguenza che l'assunzione del dipendente costituisce un atto dovuto da parte dell'amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso, a meno che, ma questo poi lo approfondirò in un momento successivo, l'amministrazione, esercitando il proprio potere discrezionale in tema di auto-organizzazione, non decida di sopprimere il posto messo a concorso, con la conseguenza che la lesione che ciò abbia determinato al vincitore del concorso, investendo l'esercizio del potere dell'amministrazione cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, sarà tutelabile innanzi al giudice amministrativo ex articolo 63 quarto comma del decreto 165 del 2001. Altra questione, che pure affronterò successivamente, riguarda invece chi si è collocato utilmente in graduatoria. In tal caso l'amministrazione potrebbe decidere di non procedere allo scorrimento della graduatoria stessa e di indire un nuovo concorso. In relazione alla prima natura, il bando viene qualificato come lex specialis, anche se è stato osservato che questa qualificazione, questa definizione, sicuramente comoda per la sua sinteticità, rischia di essere fuorviante in quanto potrebbe far ricondurre alla conclusione del carattere normativo del bando che, come abbiamo visto, non appartiene al bando stesso. E
In quanto l'ex specialis, il bando vincola non soltanto i candidati, ma anche la stessa pubblica amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle norme del bando, che non possono essere né modificate né integrate successivamente alla sua emissione, pena l'illegittimità dell'intero procedimento. Proprio a questo proposito è necessario tener conto del dibattito che è stato generato in dottrina e anche in giurisprudenza in ordine all'applicabilità del cosiddetto ius superveniens alle procedure concorsuali. Come è noto, un principio guida del nostro ordinamento è quello del tempus regit actum, nel senso che qualunque atto giuridicamente rilevante che viene ad esistenza deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica, se non che l'applicazione di questo principio alle procedure concorsuali potrebbe determinare che, a causa di norme sopravvenute dopo l'approvazione del bando di concorso, potrebbe risultare idoneo al concorso chi al momento dell'indizione non lo era, proprio perché sono stati emanati successivamente delle regole normative successive che hanno modificato per esempio i requisiti di accesso. Proprio per evitare queste situazioni, la giurisprudenza suffragata dalla dottrina maggioritaria ha elaborato un criterio di applicazione di questo principio, per cui, come statuito, come principio consolidato nel Consiglio di Stato, il principio del tempus regit actum, l'applicazione avviene per cui le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di requisiti, ma anche di svolgimento delle prove, non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore. Infatti, il principio del tempus regit actum attiene a sequenze procedimentali composte di atti dotati di proprie autonomia funzionali e non ad attività come quella di espletamento del concorso interamente disciplinate dalle norme vigenti in cui questa ha avuto inizio. Pertanto, mentre le norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non sia configurabile un rinvio implicito nella lex specialis, di regola non modificano i concorsi già banditi a meno che non sia diversamente previsto nella lex specialis. Questa deroga al principio tradizionale dell'applicazione dello ius superveniens garantisce ai candidati la certezza circa la disciplina che troverà applicazione ai fini della loro selezione e preclude loro ogni esclusione e ogni possibile valutazione deteriore dei requisiti che possa nel frattempo trovare giustificazione in funzione di successivi mutamenti di rito. Pertanto, posto che la procedura concorsuale ha inizio con la pubblicazione del bando, è a tale data che si cristallizza il sistema di riferimento normativo di tutte le fasi del concorso, divenendo irrilevanti le novità, le modifiche normative intervenute successivamente alla pubblicazione del bando. In alcuni casi però si assiste lo stesso all'applicazione dello ius superveniens, quando però il bando ancora appunto non sia stato pubblicato e quindi la disciplina ivi contenuta ancora non si sia cristallizzata. Per esempio, un caso affrontato dal Consiglio di Stato di recente riguardava l'applicabilità della normativa intervenuta dopo l'adozione di un bando per la selezione di personale tecnico-amministrativo ausiliario, ma nelle more della sua sottoposizione al controllo da parte della Corte dei Conti e dunque prima della sua pubblicazione. In questa sede il Consiglio di Stato ha appunto sostenuto che nonostante il bando ancora non sia nonostante il bando sia venuto ad esistenza, tuttavia la mancata sottoposizione all'organo di controllo non l'aveva reso ancora efficace e come tale era suscettibile di essere modificato a seguito appunto dello ius superveniens.
Tuttavia, se l'attività di selezione ed esclusione a fronte di requisiti di ammissibilità prevista dal bando è considerata, appunto, come ho detto, a carattere unitario e dunque immune alle sopravvenienze normative, al contrario, quella di formazione e approvazione della graduatoria è dotata di una certa autonomia ed interviene in una fase successiva. Per questa ragione potrà essere soggetta a diversa disciplina intervenuta nelle more della selezione e prima della definizione della graduatoria stessa. Così, per esempio, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile la nuova disciplina sopravvenuta che incrementava il numero complessivo dei posti messi a concorso, dichiarando che, appunto, che laddove la procedura concorsuale si divida in più fasi coordinate ma dotate di una certa autonomia, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all'atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, mentre appunto la relativa applicazione è escluso per le fasi già espletate. Quindi, diciamo conclusivamente, possiamo dire che l'applicabilità o meno dello ius superveniens alle procedure concorsuali dipende dalla scomponibilità dell'attività procedimentale in più subprocedimenti autonomi, in quanto appunto attraverso tale criterio è possibile stabilire se la sopravvenienza attenga a situazioni ancora pendenti ovvero esaurite. Abbiamo detto che il superamento della procedura concorsuale consolida nel patrimonio del vincitore un diritto soggettivo e quindi un diritto all'assunzione. Tuttavia, il diritto soggettivo all'assunzione del vincitore, appunto, è subordinato alla permanenza dell'assetto organizzativo degli uffici in base al quale il bando è stato emesso, sicché qualora questo assetto sia mutato a causa dello ius superveniens, l'amministrazione in questo caso ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondono più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo. È il caso, per esempio, affrontato dal Consiglio di Stato in una recente sentenza che ha colto il regime di un comune che, soggetto al cosiddetto patto di stabilità e dunque di fronte a un limite imposto dalla legge alla spesa per le assunzioni di nuovo personale, era stato costretto a ridefinire le scelte precedentemente operate nella programmazione del fabbisogno, mantenendo soltanto le posizioni lavorative imposte dalla legge. E infatti in questo caso, appunto, il diritto soggettivo all'assunzione del vincitore, determinando una spesa pubblica ritenuta non conforme alle esigenze di riduzione dei costi, doveva essere sacrificato di fronte a valori superiori del buon andamento, efficienza, economicità dell'agire amministrativo. Però dal caso in cui appena affrontato, in cui lo ius superveniens incida sulla struttura organizzativa dell'ente pubblico, quindi sopprimendo ovvero rendendo indisponibili alcune posizioni lavorative, va invece tenuta distinta l'ipotesi in cui, dopo l'approvazione della graduatoria del concorso, intervenga una modifica organizzativa però limitata alle modalità di nomina in una posizione lavorativa comunque esistente e disponibile in organico. È il caso, per esempio, affrontato al Consiglio di Stato, di un comune che aveva modificato il proprio regolamento di organizzazione di uffici e servizi, prevedendo, dopo l'espletamento di un concorso che aveva visto vincitore un soggetto per la, come vice segretario comunale, la modifica organizzativa aveva riguardato semplicemente la modifica dell'assunzione del dipendente attraverso semplicemente la nomina diretta fiduciaria da parte del sindaco. In questo caso, appunto, la Cassazione ha stabilito che non si trattava di una modifica organizzativa che aveva soppresso un determinato posto, in quanto il posto era comunque disponibile e quindi non c'era un problema di esistenza o disponibilità del posto, ma semplicemente c'era stata una modifica che riguardava la nomina di quella posizione. La prima, venuta ad esistenza il bando, un obbligo dell'amministrazione è quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Questo obbligo è previsto dal DPR 487 del 94 che, come è noto, contiene le norme sull'accesso degli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici. Si prevede appunto l'obbligo di qualunque concorso nella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che è ribadito questo obbligo anche dall'articolo 35,3 del decreto 165 del 2001, che appunto obbliga le amministrazioni a dare adeguata pubblicità alle selezioni. Unica eccezione è prevista dal comma primo bis del citato articolo 4 del decreto 487 del 94, secondo cui per gli enti territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenenti gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ovviamente possono esserci anche delle discipline settoriali, e quanto accade per esempio all'università, in cui il DPR 117 del 2000 sulle modalità di espletamento delle procedure di reclutamento di ricercatori e professori universitari prevede che i bandi siano pubblicati dalle università e resi disponibili anche in via telematica e che l'avviso di ciascun bando sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Peraltro questo obbligo risulta ancora essere mantenuto anche dopo l'emanazione della legge 69 del 2009, il cui articolo 32 ha previsto l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare i provvedimenti sui loro siti informatici, perché il comma 7 di questo articolo ha ribadito il perdurante vigore delle disposizioni anche di rango secondario che in precedenza hanno disposto la pubblicazione di atti amministrativi sulla Gazzetta Ufficiale. La mancata pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione ad impugnare da parte di chi abbia interesse a partecipare al concorso, ovviamente senza il bisogno che questi abbia proposto domanda di partecipazione, la cui mancanza, quindi la cui mancata presentazione della domanda, è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando in violazione della normativa vigente, con la conseguenza che la mancata pubblicazione del bando comporta l'annullamento dell'intera procedura. Un'interessante applicazione giurisprudenziale sul punto è quella che è stata affrontata dal Consiglio di Stato nel 2018 sulla una procedura per la nomina di un dirigente a tempo determinato che il Comune aveva indetto ai sensi dell'articolo 110 del decreto 267 del 2000, cioè il testo unico degli enti locali, limitando la pubblicità all'ambito territoriale di riferimento. Questa sentenza del Consiglio di Stato del 2018 è interessante perché traccia la linea di demarcazione tra concorso pubblico e procedura meramente doniativa. Questa era stata la difesa del Comune, che aveva sostenuto che si trattasse di una procedura meramente doniativa e come tale non era sottoposta all'obbligo della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il Consiglio di Stato ha stabilito che al di là del nomen utilizzato, che è del tutto indifferente per la sua qualificazione, ci troviamo di fronte ad una procedura concorsuale quando ovviamente vi siano tutti gli elementi di contenuto previsti dal DPR del 94 e quindi per esempio appunto sia preordinata alla selezione concorrenziale nell'ambito di una platea indeterminata di potenziali candidati, vi sia il programmatico svolgimento di prove rimessa all'apprezzamento comparativo di apposita commissione giudicatrice, questo apprezzamento sia destinato alla trasfusione di una graduatoria. Tutti questi elementi, se sono presenti, qualificano quella determinata procedura indipendentemente da come l'amministrazione l'abbia qualificata come procedura concorsuale, con la conseguenza che ovviamente c'è l'obbligo di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Proprio in questo caso, dall'analisi del tipo di procedura posta in essere dal Comune,
il Consiglio di Stato ha qualificato quella procedura proprio come procedura concorsuale e non viceversa meramente idoneativa come quella prevista dall'articolo 110 del testo unico degli enti locali, con la conseguenza che dovevano essere previsti gli oneri di adeguata pubblicità e come tale con il travolgimento dell'intera procedura concorsuale. Riguardo, come tutti gli atti amministrativi, ovviamente il bando soggiace alle regole generali di interpretazione, comprese quelle che regolano gli atti giuridici, come la disposizione di quell'articolo 1362 del Codice Civile, che considera rilevante il comportamento complessivo tenuto dalle parti anche posteriormente all'emanazione dell'atto stesso. Qua, la giurisprudenza amministrativa è consolidata, per cui l'interpretazione, le clausole del bando non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, anche diretto ad evidenziare pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente vincibile dal tenore letterale delle parole e della loro connessione. A questo proposito, vorrei soffermarmi sul valore delle cosiddette FAQ, e cioè spesso dopo la pubblicazione del bando si registra da parte della pubblica amministrazione un uso sempre più diffuso delle FAQ, cioè acronimo di Frequently Asked Questions. Queste, già note nell'ambito dell'e-commerce e dei servizi web, rappresentano la risposta pubblica divulgata attraverso siti istituzionali ad interrogativi ricorrenti. Il ricorso delle FAQ che ha riconosciuto che ha conosciuto un rinnovato protagonismo soprattutto in epoca appunto di pandemia, e che il ricorso alle FAQ è anche legato dalla certe volte oscure clausole che vengono inserite all'interno dei bandi di concorso. Per esempio, in questo contesto assume rilevanza la questione, per esempio, della valutazione dei titoli, tenuto conto che spesso le amministrazioni pubbliche pubblicano appunto bandi contenenti unicamente una sintetica previsione di punteggio attribuita ai titoli valutabili, senza specificarli in maniera tassativa e rimettendo alla discrezionalità della commissione esaminatrice la definizione dei criteri per la loro quotazione. Che valore hanno le FAQ? A questo proposito c'è stato un recentissimo parere del Consiglio di Stato del 2021 in cui in sostanza stabilisce che sicuramente svolgono una funzione pratica, tuttavia non danno generalmente elementi utili circa la loro elaborazione, la procedura e i soggetti che ne sono curatori e responsabili. Pertanto esse è da escludere che possano essere assimilate a una fonte del diritto, né tanto primaria che secondaria, né possono essere considerati affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per le pubbliche amministrazioni, e né possono essere considerate atti di interpretazione autentica. Tuttavia, qual è il loro scopo principale? Quello appunto di orientare i comportamenti degli interessati, secondo appunto una strada tracciata dalla pubblica amministrazione. Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, per quanto appunto non abbiano il valore di fonte del diritto, tuttavia non possono essere, non essere considerate completamente, e infatti, dice il Consiglio di Stato, una volta suggerita attraverso la FAQ la interpretazione della clausola del bando, all'amministrazione è consentito di scostarsi dalle indicazioni già fornite esclusivamente se sia in grado di addurre in un momento successivo elementi sostanzialmente decisivi e necessariamente soggetti a uno scrutinio particolarmente severo da parte del giudice, affinché appunto sia evitato il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o comunque leda l'affidamento creato nei destinatari delle disposizioni.
Sul contenuto del bando di concorso, ovviamente bisogna fare riferimento innanzitutto al DPR 487 del 94 e diciamo, tra le clausole diciamo, che devono essere inserite, oltre a quelle diciamo, evidenti dei requisiti di ammissioni, del diario, delle prove, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli da valutare, eccetera, deve ovviamente contenere anche la citazione della garanzia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e, ai sensi dell'articolo 37 del testo unico del pubblico impiego, la previsione dell'accertamento delle conoscenze informatiche delle lingue inglese e delle altre eventuali lingue straniere, che come sappiamo questo articolo è stato modificato dal decreto 75 del 2017 ed oggi prevede la previsione dell'accertamento di almeno una lingua straniera. Questa elencazione però non è tassativa, perché ci possono essere anche altri requisiti previsti nel bando, e cioè è ben possibile che il bando, quale lex specialis della procedura, contenga delle prescrizioni individuate in maniera discrezionale dalla stessa amministrazione che ha indetto il concorso, correlate alle professionalità richieste. Ma, secondo la giurisprudenza, queste disposizioni, oltre a non essere contrarie a disposizioni normative, non devono essere intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluità, dell'inutilità e dell'esagerata gravosità. È quello che, diciamo, ha ritenuto in una sentenza il Consiglio di Stato nel caso appunto di un aspirante vigile urbano che era stato escluso dalla nomina, pur avendo superato utilmente il concorso, per essere risultato carente del requisito previsto dal bando relativo al possesso di un visus non inferiore a 10 decimi per ciascun occhio. Il Consiglio di Stato ha proprio, diciamo, ritenuto il bando, impugnato quale atto presupposto dell'esclusione, viziato da illogicità nella parte in cui richiedeva un siffatto requisito di idoneità fisica. Perché? Appunto perché è sprovvisto dal nesso di logica proporzionalità con le mansioni proprie del vigile urbano. Cioè sulla base del fatto che i compiti non erano specificati all'interno del bando, era evidente che quel soggetto avrebbe potuto essere adibito a mansioni meramente impiegatizie, per l'espletamento dei quali sarebbe stato sufficiente un visus inferiore, anche considerata la possibilità di ricorrere a mezzi correttivi. Ovviamente non è dato però rinvenire numerosi precedenti in cui il giudice amministrativo si sia pronunciato sull'adeguatezza dei requisiti di ammissione previsti nei bandi di concorso. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'impugnazione del bando è dichiarata inammissibile per tardività, poiché secondo l'orientamento tradizionale il bando di concorso, se contenente clausole immediatamente lesive dell'interesse degli aspiranti, perché appunto impongono determinati requisiti idonei a precludere la partecipazione dell'interessato al procedimento concorsuale, deve essere impugnato immediatamente ed autonomamente, con conseguente inammissibilità di un'impugnazione rivolta soltanto contro il provvedimento di esclusione dal concorso. L'impugnazione del bando, differita al momento dell'impugnazione del provvedimento di esclusione, è ritenuta ammissibile soltanto quando la clausola contestata sia ambigua o comunque suscettibile di diverse interpretazioni. Tra le clausole immediatamente lesive possiamo considerare anche quelle discriminatorie. Così, un caso particolarmente interessante è stato quello noto della pubblicazione di un bando di concorso da parte del Ministero della Giustizia per l'inserimento a tempo indeterminato nei ruoli dell'amministrazione della giustizia di 800 assistenti giudiziari, nel quale veniva previsto il possesso del requisito della cittadinanza italiana per l'accesso alla selezione pubblica. In questo caso, diciamo, una cittadina albanese lungo soggiornante ed un'associazione ONLUS iscritta al registro delle associazioni che si occupano di lotte alle discriminazioni avevano proposto ricorso dinanzi al giudice ordinario ex articolo 44 del decreto 298 del 96 e articolo 28 del decreto legislativo 150 del 2011, chiedendo
la declaratoria della natura discriminatoria in ragione della nazionalità di tale bando di concorso, l'ordine di cessazione del comportamento discriminatorio e la rimozione degli effetti con conseguente eliminazione della clausola contestata e ammissione alla procedura concorsuale del ricorrente e la condanna del Ministero al risarcimento del danno patrimoniale. Già in primo, come diciamo si può vedere, questo è un altro tipo di impugnazione del bando, effettuato quindi dinanzi questa volta al giudice ordinario, ed infatti il Ministero aveva sollevato già in primo grado l'eccezione di difetto di giurisdizione, appunto sostenendo che essendo un concorso si sarebbe dovuto andare dinanzi al giudice amministrativo. Eccezione che è stata rigettata proprio perché in tema di tutela avverso atti o comportamenti discriminatori vietati sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, essendo poi divenendo irrilevante che il comportamento discriminatorio che è stato dedotto in causa consista nell'emanazione di un atto amministrativo. Ed infatti il Tribunale di primo grado ha dato ragione alla impugnazione della cittadina albanese e della ONLUS e ha messo con riserva la cittadina, che però diciamo durante l'espletamento, diciamo, pur essendo stata messa con riserva, non ha superato il concorso, per cui diciamo in appello ovviamente era rimasta soltanto l'associazione ONLUS. Comunque l'appello ha confermato la sentenza di primo grado alla quale non ha fatto ricorso il Ministero. Mi soffermo un attimo sulla giurisdizione, sebbene il professore Riccobono ne abbia già parlato. Come è noto, la distinzione tra la giurisdizione, il giudice amministrativo e il giudice ordinario si basa, così come prescritto dall'articolo 7 del codice del processo amministrativo, si basa sul binomio interesse legittimo e diritto soggettivo. Per quello che a noi interessa, ovviamente viene in considerazione l'articolo 63 del decreto 165 del 2001, che appunto prevede al comma primo, devolve al giudice del lavoro le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. Al contrario, il comma 4 stabilisce che restano devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali. Come sappiamo, è necessario quindi distinguere tra le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, quindi devolute al giudice ordinario, e controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione devolute al giudice amministrativo. Qua appunto il criterio generale è pacifico, per cui si può affermare che la giurisdizione del giudice ordinario vi è la giurisdizione del giudice ordinario per la fase che inizia con la pubblicazione del bando di concorso e termina con l'approvazione della graduatoria degli idonei, in quanto qui viene in rilievo appunto una procedura concorsuale per l'assunzione di coloro che sono portatori di un interesse legittimo il quale si scontra con il potere pubblico e discrezionale della pubblica amministrazione. Di contro, a seguito dell'approvazione della graduatoria, si controverte su procedure concernenti l'assunzione, poiché in capo ai vincitori sorge un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione che giustifica la giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò posto, mentre appunto è sempre risultata pacifica la giurisdizione del giudice amministrativo, seppure fino al momento dell'approvazione della graduatoria nei concorsi per soli esterni, viceversa si è a lungo discusso sui concorsi per esterni con una quota riservata agli interni, i cosiddetti concorsi misti, nonché in relazione ai concorsi interni, cioè riservati ai dipendenti interni. In particolare, come sappiamo, in questo caso si distingue tra progressione verticale, se l'espletamento del concorso comporta il passaggio da una fascia all'altra, mentre progressione orizzontale se appunto il concorso provoca il passaggio a una qualifica diversa ma all'interno della stessa area. Sappiamo che, secondo il criterio generale, il criterio che è stato ormai previsto, anche ribadito da sentenze anche di sezioni unite della Cassazione, si considerano devolute al giudice amministrativo tutte le controversie riguardanti i concorsi misti, nonché le progressioni verticali,
in quanto in questo caso viene sempre in rilievo un confronto selettivo basato sul merito che implica l'adozione di un atto di macroorganizzazione e dunque la spendita del potere pubblico. Al contrario, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle progressioni orizzontali. Infatti, come detto, in questa ipotesi c'è soltanto il passaggio di qualifiche rimanendosi nell'ambito della stessa area. Quindi non viene in rilievo una procedura selettiva, ma solamente un atto di gestione del personale e quindi si discute di diritti soggettivi. La situazione, come ha detto il professore Riccobono, potrebbe ritenersi, cioè, o almeno un dubbio potrebbe sorgere per la nuova disposizioni contenute nel decreto reclutamento in ordine alle procedure verticali. Tuttavia, faccio presente che comunque si tratta sempre di valutazioni, cioè la legge parla sempre di valutazioni comparative e quindi come tale sarà sempre necessario la nomina di una commissione che dovrà appunto effettuare la valutazione comparativa e quindi è ben possibile che il riparto di giurisdizione continuerà ad essere sempre lo stesso, considerato anche che comunque si tratterà sempre di una nuova, così come ha stabilito la Corte Costituzionale, di una novazione oggettiva del rapporto. Un altro problema che ha ingenerato il problema appunto della giurisdizione riguarda l'individuazione dell'esatto riparto di giurisdizione in materia di scorrimento della graduatoria. Ovviamente l'istituto dello scorrimento della graduatoria, sappiamo, consente ad ogni pubblica amministrazione che intenda procedere all'assunzione di nuovo personale entro i limiti temporali di validità della graduatoria di poter attingere a graduatorie di precedenti di procedure concorsuali già espletate. Ovviamente è uno strumento molto utile per le pubbliche amministrazioni che risponde a esigenze di economicità, efficacia ed efficienza delle pubbliche amministrazioni che così possono non affrontare ovviamente i costi di una nuova procedura concorsuale. La principale questione che sorge è quella di verificare se vi sia una necessità e se in che termini la pubblica amministrazione possa ritenersi vincolata, ove decida di procedere a nuova assunzione, a ricorrere allo strumento dello scorrimento della graduatoria concorsuale. In origine, vi erano due orientamenti. Uno che, facendo leva sull'articolo 97, nella parte in cui sancisce la primazia del concorso pubblico, ritenesse che questa fosse la regola, cioè e quindi nel caso in cui la pubblica amministrazione decidesse di non attingere alle graduatorie ma di indire un nuovo concorso, questa scelta non doveva essere neanche motivata. A questo indirizzo se ne contrapponeva un altro invece, in forza del quale invece la determinazione di indire un nuovo concorso, dando luogo ad una decisione amministrativa avvenuta in presenza di possibili alternative, doveva essere sottoposto addirittura ad una motivazione rafforzata. Questo orientamento, che pure era minoritario, è stato quello fatto proprio dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria numero 14 del 2011, che ha stabilito appunto che una volta assunto la decisione circa l'AN della copertura di un determinato posto in organico, non può risultare indifferente sul punto relativo al comodo del reclutamento il fatto che sia pendente una graduatoria figlia di un precedente concorso e quindi ne deriva da questo l'obbligo della pubblica amministrazione di motivare adeguatamente la scelta in favore dell'una o dell'altra procedura, accordando però una preferenza di massima appunto allo scorrimento della graduatoria. Quindi possiamo dire, per quanto non sia un obbligo, è evidente che la giurisprudenza considera prevalente la strada dell'utilizzo del scorrimento delle graduatorie. Non è d'accordo su questo il ministro Brunetta, che appunto in una recente question time del 6 ottobre 2021 ha messo in evidenza che la normativa in materia di accesso al pubblico impiego prevede che le pubbliche amministrazioni abbiano la mera facoltà e non l'obbligo di scorrere le graduatorie concorsuali. E il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie, infatti, sebbene risponda a un principio di economicità, non può prevalere a scapito della meritocrazia né delle esigenze concrete dell'amministrazione.
C'è da dire tuttavia che la prevalenza che, come ho detto, la giurisprudenza dopo appunto la adunanza plenaria del 2011 accorda allo scorrimento delle graduatorie non è assoluta e incondizionata, perché diciamo si possono individuare dei casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali anziché attingendo a preesistenti graduatorie risulta pienamente giustificabile col conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione. Questi casi in cui appunto si manifesta l'opportunità se non la necessità di procedere all'indizione di un nuovo concorso pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, si attribuisce in questi casi il risalto dominante all'esatto contenuto specifico all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria. È il caso per esempio affrontato da un Consiglio di Stato in una sentenza del 2018 che ha giustificato la scelta di una azienda sanitaria che appunto aveva deciso di non attingere alle graduatorie ma di un concorso già espletato, ma di indire un nuovo concorso, appunto il Consiglio di Stato aveva rilevato la fondatezza di questa scelta indipendentemente dal fatto che vi fosse stata una motivazione in questo senso, dal fatto che i bandi avessero un contenuto diverso, in quanto il secondo, cioè quello che poi ha indetto l'azienda sanitaria, era molto più specifico e atteneva alla figura professionale da selezionare rispetto al primo concorso, e poi le materie erano diverse, in un caso generali, nell'altro riferite all'esperienza maturata e alle capacità tecnico-professionali. Riguardo appunto la ripartizione della giurisdizione, per quanto riguarda appunto le graduatorie, lo scorrimento delle graduatorie, anche questa è pacifica, è stata ribadita di recente da due sentenze gemelle dell'agosto della Cassazione, sezioni unite, dell'agosto del 2021, per cui la cognizione della domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere al di fuori della procedura concorsuale il diritto all'assunzione. Se invece la pretesa riconoscimento del suddetto diritto sia conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, questa contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, e come tale in questo caso la giurisdizione è del giudice amministrativo. Quindi laddove oggetto di contestazione sia la scelta della pubblica amministrazione di optare per lo scorrimento della graduatoria invece che per un nuovo concorso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, perché viene in rilievo un atto di macroorganizzazione. Viceversa, se oggetto della contestazione è la modalità con cui viene attuato lo scorrimento della graduatoria, viene in rilievo un atto di microorganizzazione e come tale la giurisdizione apparterà al giudice ordinario. In conclusione, volevo fare un accenno per quello che riguarda il reclutamento delle società partecipate. Come è noto, l'articolo 19 del decreto 175 del 2016, cioè il testo unico in materia di società pubbliche, regola la fase del reclutamento del personale delle società a controllo pubblico, prevedendo che queste, pur essendo soggetti privati e quindi non sottoposti al regime di quell'articolo 165 del 2001, debbano rispettare i principi in materia di accesso applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni. Prima dell'introduzione del testo unico, una prescrizione in questo senso si poteva rinvenire nell'articolo 18 del decreto legge 112/2008, poi convertito nella legge 133 del 2008, il quale prevedeva però due ipotesi: quello delle società che gestiscono i servizi pubblici a totale partecipazione pubblica e quello delle altre società a partecipazione pubblica. In entrambi i casi
le società erano invitate ad adottare propri regolamenti per il reclutamento del personale, ma solamente nel primo caso questi regolamenti dovevano essere rispettosi dei principi di cui all'articolo 35 del decreto 165/2001. Come detto, invece, il testo unico del 2016 non fa più questa distinzione, diciamo, imponendo a tutte le società partecipate di inserire nei propri regolamenti appunto i principi previsti dall'articolo 35 del testo unico. Si è detto che questa norma costituisca un esempio di deroga pubblicistica al tendenziale e prevalentemente carattere privatistico delle società pubbliche chiamate a svolgere un'attività amministrativa in forma privatistica. La norma ovviamente non dice che se da tali principi derivi l'obbligo per le società controllate dalla pubblica amministrazione di adottare il regime del pubblico concorso, tant'è che è stato detto che aderire a una simile scelta porterebbe ad annullare proprio una delle caratteristiche determinanti dello schema societario utilizzato dalle società partecipate, anche in termini di maggiore adattabilità degli organici e di pronta reattività al mercato e alle sue dinamiche. Tuttavia, rimane difficile immaginare una modalità di reclutamento diversa dalle ordinarie modalità di accesso all'impiego pubblico, al tempo stesso rispettosa dei principi di quell'articolo 35 del decreto 165/2001. Per cui, diciamo, necessaria conclusione è che vi è l'obbligo, possiamo considerare che ci sia l'obbligo per le società partecipate di adottare procedure concorsuali o procedure a queste equiparabili per il reclutamento del personale. In chiusura voglio sottolineare che l'articolo 19,4 del decreto 175/2016 però espressamente individua la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle questioni sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. Io ho finito, vi ringrazio e do la parola al professore Boscati. Grazie Cinzia, bellissima relazione anche la tua, che ha scoperchiato tutte le questioni relative al bando di concorso, di cui ormai credo per nessuno che abbia seguito oggi ci possono essere misteri. Veramente sono molto contento di entrambe le relazioni. Tra altre cose, era immaginabile che la signora Albanese non vincesse il concorso, perché voglio dire, con molto garbo De Marco non l'ha detto, ma perché fa un po' di pratica, sa che viene ammesso per concorso, viene ammesso con riserva, dopodiché, come dire, per qualche misura e quindi cade l'interesse in appello. E mi fa tanto piacere che abbia richiamato criticamente quello che ha, come dire, detto il ministro Brunetti in audizione parlamentare, perché oggettivamente anche qui c'è un elemento di diritto, un elemento di politica del diritto, insomma. Il problema vero delle graduatorie è che le graduatorie per troppi anni nel nostro paese hanno avuto una vigenza pluriennale e non biennale, cioè triennale su biennale, triennale rimane per enti locali, insomma una vigenza pluriennale, e questo sicuramente ha creato più problemi che non risolverli. Dopodiché qual è l'elemento come dire, comune che è emerso da tutte queste relazioni? L'elemento del diritto privato e diritto pubblico che si intersecano, e i giudici che, voglio dire, hanno dettato una linea di tendenza, ma questo più agli avvocati che agli studenti, molte volte la causa si vince sul petito sostanziale, cioè nel senso che dipende come tu proponi la domanda, tant'è che a seconda della parte che tu difendi fai sempre tendenzialmente in questa materia un'eccezione, o verso il giudice amministrativo o verso il diritto del lavoro, cioè, questo già tendenzialmente si fa anche per le posizioni organizzative, perché dici che in realtà è una scelta organizzativa, insomma, tirata, ma insomma, per arrivare a che cosa? Per arrivare a una transazione, questo fondamentalmente è il concetto. Dopodiché entrambi avete detto che il giudice del lavoro emana una sentenza costitutiva. Sì, però questa è la mia impressione, chiedo più in teoria che in pratica. In realtà la sentenza che tu chiedi è una sentenza di condanna. La sentenza di condanna a chiudere il rapporto, e molte volte ti fermi prima. È una sentenza di condanna a risarcimento del danno, parametrata a quelli che sono
Dopodiché entrambi giustamente in maniera molto, molto brillante avete ricordato il fatto dei mutamenti organizzativi che intervengono, ma anche in questo caso molte volte il mutamento organizzativo, qua insomma, come dire, facciamo peccato, però lo diciamo, cioè è un mutamento organizzativo che viene deciso perché magari insomma non c'è tanto un'esigenza oggettiva ma un problema soggettivo, chiamiamolo in questo modo, e se il contenzioso in questo caso ovviamente è un contenzioso che porta molte volte la parte lesa a trovare soddisfazione in sede giudiziale con un cospicuo risarcimento, perché vuol dire, il giudice capisce quella che è la, come dire, che è la linea di tendenza. Poi credo che Alessandro abbia ricordato il PIAO, che insomma aggiungiamo una N, una T in mezzo, e poi no, però non facciamo entrare un pianto, nel senso, questo PIAO adesso tutte le amministrazioni sono in fibrillazione, perché giustamente sono d'accordo con voi e con lui in particolare che dice che c'è un'ottima idea dietro al PIAO. Però il problema è che il PIAO deve razionalizzare tutti quelli che sono i vari piani, ma se non ci sono queste linee guida di razionalizzazione, da che parte andiamo? Dopodiché il milleproroghe ha posticipato l'attuazione del PIAO a fine aprile 2022, queste linee al 31 di marzo, ma la funzione pubblica sta chiedendo all'amministrazione, che stanno impazzendo, di rifare il piano, il POL, di rifare il piano performance, di rifare il piano azione positiva, di rifare tutto, come dire, due teste che non si parlano, e questo, come dire, qualche difficoltà lo sta creando. Chiudo su una cosa, ma chi mi ha sentito, mi ha ascoltato, cioè sulle progressioni di carriera. Alessandro e anche Cinzia sono molto garbati, cioè, voglio dire, cioè, lì è stato un ritorno al passato, voglio dire, cioè, è un ritorno a quello che era la soluzione del 98, dove lì era sicuramente privatissimo, c'era un'operazione di fare scivolare verso l'alto molto molto personale. E allora giustamente, non mi ricordo chi di due ha detto, ma sì, c'è un'esigenza di attribuire un inquadramento conforme alle mansioni. Certo, c'è questo problema, ma c'è anche il problema inverso, che ci troviamo di fronte all'amministrazione a molto personale sovrainquadrato, che se ti fa la causa di dimensionamento la vince anche, perché un EP dell'università o un D dei comuni che svolgono mansioni studenti di D o di C, di fatto se fanno causa la vincono anche. Quindi questo è l'altro elemento. Dopodiché il contratto funzioni centrali ha fatto un capolavoro, nel senso che ha reinserito il titolo di studio. Ma perché? Ma perché quella norma l'ha introdotta di conversione. E non credo, mi sbaglierò, anche che rifaccio un altro peccato, dopo andrò a confessare, ma voglio dire, non so quanto la parte pubblica fosse a conoscenza di quello che è stato inserito nel decreto di conversione. La mia impressione è che non lo sapessero, e che questa è stata un'operazione di depotenziare quello che era il meccanismo, ma come fu già fatto dai contratti per quanto riguarda la contrattazione integrativa con la legge Madia, cioè sull'ARAN è stato scaricato molte volte il compito di disinnescare quelle che sono certe bombe o certe questioni, cioè qua e poi sono d'accordissimo con voi quando avete detto che insomma tutti questi strumenti, sì, va bene velocizzare, certo, ma non puoi velocizzare a scapito della qualità, perché questo è l'elemento di fondo, anche perché tu assumi dipendenti che per 20 anni, 30 anni lavorano in pubblica amministrazione, e qui il problema di fondo di coniugare giustamente la valorizzazione degli interni con la società all'esterno. Dopodiché Alessandro diceva, ma in realtà la società all'esterno è garantito perché fatti 100, 50 un corso pubblico, 50 faccio la procedura interna. Io sono, ma vuol dire, non è che uno abbia ragione e l'altro abbia torto, ma vuol dire, io credo che ogni procedura concorsuale deve garantire l'accesso all'esterno, perché altrimenti la 97 viene. Dopodiché quel motivo è il motivo che noi utilizziamo per giustificare, quando ci troviamo a gestire, il perché facciamo certe operazioni. Però vuol dire, quello è cioè, a me piaceva molto il 52 del 2009. La cosa simpatica è che l'ha scritto la stessa persona, cioè il 52, no? La stessa persona ha scritto due previsioni con due ratio totalmente diverse, e credo che in larga misura
terzo peccato, questa previsione sia stata in larga parte un lasciapassare di una certa pace sindacale, insomma c'è una certa ricerca, una ricerca di un certo mondo sindacale, di una certa cosa, e quindi questa soddisfazione è stata data. Insomma, qualche elemento di pericolosità dal punto di vista gestionale secondo me lo può porre. Anche perché non vorrei che per le progressioni di carriera rimodellate si possa riprodurre quel meccanismo delle progressioni orizzontali. Ma questa è una parte pubblica che vi parla, ex parte pubblica, che il sindacato si sedeva sul tavolo e diceva attenzione all'elenchino con le progressioni orizzontali. Posso pensare che lo stesso problema ci possa essere per quelle verticali o di carriera, chiamiamole, come hanno dimostrato molte azioni di amministrazione per quanto riguarda la redazione dei piani di lavoro agile, i POLA, perché quando molte amministrazioni il POLA è un POLA redatto chiedendo ai dipendenti cosa ritengono di fare lavoro agile, voi capite che c'è un problema proprio di cultura manageriale, cioè non si tratta di ristrutturare, si tratta di demolire e ricostruire. Detto questo, io vi ringrazio davvero tanto perché avete esplorato l'inesplorabile, c'è più di così, non so cosa potessimo dire, sono molto soddisfatto, adesso attendiamo i testi scritti perché li vogliamo pubblicare in questo volume, dice Maglione strada facendo, ce la faremo, e vi ringrazio nuovamente davvero di cuore, e passo la parola a Sazzilli per la chiusura della diretta indifferita. Prego, Sazzilli. Chiudiamo questa diretta indifferita. Io ho imparato moltissimo, ho un quaderno nuovo di appunti presi, per cui vi userò e citerò, ma come dire, i miei studenti aspetteranno di vedere questo video con grande interesse. E allora davvero lanciamo l'evento prossimo, 23 febbraio, ci prendiamo un po' di tempo adesso per recuperare tutte le forze. 23 febbraio rimaniamo al sud, andiamo a Taranto e coordinati dalla professoressa Angelica Riccardi abbiamo i professori Domenico Garofalo e Stefano Caffio con il tema riserve, quote di genere e precedenze. Per me davvero sarà un evento importante. Grazie ai professori De Marco e Riccobono, grazie al professor Boscati, buona serata a tutte e a tutti.